Se da una parte i lavori procedono con la riqualificazione del parco di Altobello, dall'altra i cantieri permangono, ormai dal 2007. Siamo in via Fornace, nella zona di Mestre dietro Piazza Barche, per capirci. Altobello, appunto, che avrebbe dovuto già anni fa vedere la riqualificazione residenziale con la costruzione di alloggi popolari, ma che a tutt'oggi vede i cantieri ancora aperti e 52 alloggi completati, ma in continua attesa di assegnazione. Una zona che avrebbe dovuto risollevarsi, ma dopo lo stop dei lavori vede il degrado aumentare sempre più. Rifiuti abbandonati e la paura che Altobello divenga un ghetto vero e proprio, isolato dalla città, quando invece la sua posizione venne scelta proprio per la vicinanza con il centro. Ma al momento le recinzioni arancioni, il dedalo di viuzze e stradine deserte stanno facendo quel che il progetto voleva evitare, chiudendo il quartiere in se stesso. L'Ater, spiega il gruppo di ascolto di Altobello, doveva consegnare gli alloggi agli anziani in primis, ma sostiene di non avere i soldi per ultimare i lavori. Se assegnassi gli alloggi già pronti probabilmente rientrerebbe con le spese, ma al momento nulla da fare, tutto immobile e il rischio di un quartiere ghettizzato per senza tetto e vagabondi è dietro l'angolo.